Roma, Milano, Torino, Verona, Napoli, Catania e Cagliari. Viva la radio, il grande network italiano. Il grande network italiano. Che bella la tua nuova casa, che bella la tua nuova banca. Ti prestano la penna e poi non te la chiedono più. Che belli i tuoi nuovi orari, ti chiedi come fanno i panettieri, che scondi casa prima dei giornali, i giornali che non leggi più. Iniziamo subito dal titolo del vostro ultimo album, un titolo molto particolare che è un gioco di parole ma anche una sorta di paradosso temporale. Perché auspicare in un momento di crisi un passato migliore? Il titolo è nato in piena campagna elettorale, e in realtà era già in un brano ed è semplicemente come dire, il punto d'arrivo di una sfiducia nel futuro come categoria, quindi il passato migliore è semplicemente il presente, no? Cioè, preoccupiamoci di avere delle cose belle da ricordare. Ed è un progetto che va molto oltre i vostri passati lavori, un ritorno al rock anni 90 senza però lasciare da parte i vostri testi, sempre molto diretti, crudi, un grido di battaglia di una generazione. Ma se così si può definire, ci sta. No, diciamo che diversamente dagli altri lavori fatti è stato, diciamo, un lavoro concepito proprio tra di noi, evitando anche, diciamo, pareri estranei, diciamo, a quello che fosse poi il nostro lavorare per i fatti nostri. Per il resto quello che è venuto davvero spontaneamente, non è che c'è stata una ricerca eccessiva. Diciamo che è un disco molto, molto diretto da questo punto di vista, nel senso che abbiamo ricercato proprio la cosa più semplice, ovvero far stare in piedi un disco su basso, chitarra, batteria e voce. E poi in questo Tommaso Colliva, diciamo, che ha fatto un po' da cerniera sulle nostre idee artistiche, e quello che è il risultato per me è di fatto comunque il giusto disco che dovevamo fare dopo tanto tempo. Questa chitarra non vale niente, il mio contratto non vale niente, la mia esperienza non vale niente, il mio voto non vale niente, tanto vale provarsi comunque. Vorrei invece adesso concludere con il vostro rapporto con il supporto musicale. In passato monetine e pezzi di giacca inserite nella confezione, adesso per ringraziare i vostri fan 100 audiocassette fatte a mano con pezzi inediti del vostro ultimo album. A quando il disco inciso al contrario? Il disco inciso al contrario? Bello, buona idea. No, niente, la roba delle cassettine è stata divertente. Ovviamente loro mi hanno tirato subito via dalla costruzione delle cassettine perché sono veramente pessimo su questa manualità. Sei solo impreciso. Sì, sono impreciso, allora niente, ho infilato solo le cassette alla cinese, dopo togli, metti, è andata così. Comunque alla fine ci divertiamo, ci tira in mezzo lui, perché se fosse per noi due forse non lo faremmo, però in generale. No, più che altro era un episodio anche, cioè diciamo che era in realtà un evento che era stato organizzato a Milano, dove, siccome dovevamo presenziare, fare semplicemente comunque delle firme su dei fogli di carta, sembrava anche giusto, dato che si mobilitava tanta gente, regalare qualcosa che, diciamo, un po' sempre stato nel nostro stile. Comunque dare la reliquia è una cosa che ci piace molto, che crea anche un rapporto molto profondo con il fan, un modo di avvicinarsi al di là del palco. Ma sì, guarda, quello sicuramente da una parte, oltre al fatto che poi le cassettine ci sono costate un sacco di soldi a sto giro, però dall'altra parte è proprio cioè cercare di far capire che si può fare questa cosa, anche la cosa della popolarità di un certo tipo di seguito, si può fare anche in una maniera diversa. Cioè quello che fai in rete, anche se partecipi alla più grande petizione per riuscire a salvare i pinguini grassi, cioè tu sostanzialmente per i pinguini non stai facendo un cazzo, stai facendo click, quindi piuttosto vai a salvare i pinguini. Una volta che devi partire e andare a seguire i pinguini, ti accorgerai che dei pinguini non te ne frega un cazzo, quindi cerca di guardare le cose di cui ti importa veramente nella tua vita e per quelle datti da fare. Ringraziamo e salutiamo i ministri per Viva la TV da Torino e i pinguini grassi da Torino, Corinne Chinnici.